31 ottobre e il 5 novembre prossimi torna a Rivignano la antica Fiera dei Santi. 31 ottobre la Fiesta del Friuli. 2 novembre Festival Mondiale della Canzone Funebre. 5 novembre Gran Finale. Per tutte e 6 le giornate le piazze e vie di Rivignano si trasformeranno con stand gastronomici con prodotti tipici del territorio a chilometro zero, mercatini e tanto divertimento. Non sbagliare, dal 31 ottobre al 5 novembre Fiera dei Santi Rivignano, il cuore pulsante dello Stella. Ben ritrovati gentili amici e amiche alla Visione all'Ascolto, l'appuntamento settimanale con Mixed, l'attualità politica in Friuli, Venezia Giulia, già collegato con noi Enzo Cataruzzi. Dunque Enzo, partiamo subito, io direi oggi per quanto riguarda un tema che si parla poco, no? Quello che sono i bilanci che dovranno chiudere i piccoli comuni in Friuli, Venezia Giulia, della serie sulla carta i conti ci sono, ma i soldi probabilmente no. Sì, intanto buon pomeriggio a tutti. Il problema qual è? È che molti comuni sono in difficoltà per chiudere i bilanci, cioè se non ci saranno i trasferimenti, cosa che ci saranno, ma della regione, molti bilanci non si chiuderanno. In questo contesto si innesta una querelle, come si dice, comunque una protesta proprio del sindaco di Ruda, Franco Lenarduzzi, che è anche presidente del PD e anche coordinatore dei piccoli comuni nell'ambito dell'ANCI, dove dice ma nel Consiglio delle autonomie locali, che è un organismo consultivo, ma che comunque pesa, perché sono rappresentati i sindaci del Friuli Venezia Giulia, il centrodestra dice ha fatto man bassa, a noi non ci ha lasciato nulla, e quindi non c'è, secondo lui, una omogeneità territoriale. Quindi vediamo che ci sono le prime frizioni anche in ambito regionale, dove in qualche modo i comuni cercano di chiudere un po' i bilanci per avere i servizi regolari, c'è un po' di apprensione. Poi non dimentichiamo che la finanziaria, con il taglio parziale, comunque un po' il taglio del PNRR, sono venute meno tante, diciamo così, opere che i comuni avevano messo in cantiere, che gioco forza devono interrompere, no? Per esempio, prendiamo l'esempio di Udine, dove la questione che riguardava il bypass della ferrovia si bloccherà perché mancano tanti milioni. 2029 si parla, 2029. Sono 900 milioni, ne mancano 130 e sono solo 70 milioni. Quindi, ecco, Udine che è eclatante, no? Udine, no? Se ne parla da 40-50 anni della questione. Ecco, ma poi ci sono anche i piccoli comuni che hanno magari piccole opere che sono necessarie e quindi bisogna che in qualche modo ci sia chiarezza anche da parte della giunta regionale che ha fatto un altro riparto molto importante, a dire il vero, e che comunque sia, è chiaro che le opposizioni sono sempre scontente. C'è il problema della sanità, che in ogni caso mette due fiori all'occhiello, la cardiochirurgia di Udine, poi mi pare anche a Trieste. Come dire, tutti dicono che va male, però noi siamo nei primi posti a livello nazionale. Ecco, questa è un po' Poi la comunque panoramica. abbiamo visto anche i dati, però abbiamo visto anche i dati che più o meno corrispondono al fatto che da una parte insomma qualcosa non funziona, perché anche da statistiche sicuro. nazionali insomma non è che tutto è rose e fiori, come si dice, magari qualcuno sta peggio di noi. Sì, si sa che magari qualcuno di noi sta ancora peggio, però effettivamente non tutto oro è quello che luccica, no? Come si dice in questi casi. Esatto. Senti, abbiamo parlato insomma di questi problemi relativi alle piccole amministrazioni comunali, chiaramente le grandi in qualche maniera qualcosa riescono a tirar fuori perché magari nei loro bilanci ci sono anche magari piccoli comuni che però non so, hanno delle grosse aziende che hanno investito nelle zone industriali e chiaramente se non arriva da una parte dall'altra tramite IMU e compagnia cantando, insomma i soldi in qualche maniera riescono a entrare e i bilanci, non dico che quadrino al 100%, ma si porta a casa qualcosa. Restiamo in tema però imprenditoria, perché stiamo sentendo anche qui di nuovo dei fronti molto caldi. C'è la Varsila a Trieste che praticamente se entro quest'anno non chiudono il tutto rischia di saltare l'accordo, dall'altra parte con tanti operai insomma che rimangono a casa.
Poi c'è il discorso della ex De Longhi a Moimaco, dove anche lì non si capisce bene, le nuvole sono sempre più nere da grigio scura Si e via capisce. dicendo. Insomma, ci sono troppi fronti, poi anche la gente che fa effettivamente difficoltà ad arrivare a fine mese, e di conseguenza è una ruota che si mette in moto, perché chi gira, insomma, basta andare in giro, si sente e si vede che non c'è tanto movimento dopo una certa ora, no? E non è soltanto dovuto al fatto del maltempo, del cambio stagione. No, no, no. C'è una contrazione nei consumi perché da statistiche fatte, non ancora guardare l'Istat, basta andare a fare la spesa, l'aumento dei prodotti alimentari è un aumento, diciamo così, della media del 10-15%, quindi sono molte famiglie, come dicevi tu, che sono costrette a chiudere la spesa al 20 del mese, se non prima, e a dare un taglio drastico anche ai loro consumi, no? Questo succede che nonostante ci siano tanti supermercati in giro, ma insomma non è che lo smercio sia eccezionale. Poi giustamente, come hai rilevato, la questione di molte ditte che hanno difficoltà, che vogliono delocalizzare, che vogliono andare via, in sostanza mette in difficoltà molte famiglie nel Pordenonese, nell'Udinese e nell'ambito triestino, però come dire, non basta solo la bandiera di Gorizia 2025, che è un bel volano, ma c'è anche dell'altro, insomma, no? Poi se mettiamo vicino che ci sono state un momentino le elezioni del nuovo organismo della Camera di Commercio, dove praticamente la Confindustria di Udine è un po' desaparecida, e Ecco, c'è tra l'altro questo apro braccio una di ferro veloce tra... parentesi su questa cosa qui, perché stasera alle 18 c'è la riunione per decidere poi i componenti della giunta camerale. Intorno alle 19, insomma, circa minuto più, minuto meno, sapremo più o meno quale sarà la squadra che Sì, affiancherà sì, sì, il sì, sì. riconfermato da Posta. Era giusto per una nota di cronaca. Sì, ma questo è un po' il braccio di ferro tra le due confindustrie, è un po' preoccupante, perché quando non c'è unione di intenti, specialmente in un momento così difficile, così complicato, diventa un po' problematico anche per la politica, perché la politica deve prendere un po' la posizione da una parte e dall'altra, insomma, no? E vediamo che questo asse Trieste-Pordenone in tutti i campi, in tutti i partiti sta tenendo botta, dove Udine in qualche modo è un po' il fanalino di coda, e quindi preoccupa molto, soprattutto perché Udine è un volano dal punto di vista economico molto importante, dove sono tante aziende, no? E quindi questa guerra tra le due confindustrie è preoccupante, ma è preoccupante anche all'interno dei partiti che sono delle varie posizioni. Insomma, abbiamo visto per esempio il PD, sono bastati due delegati di Pordenone per far saltare un po' l'asse udinese che in qualche modo si era costituito. Poi c'è sempre un congresso ancora latente in Fratelli d'Italia, e poi c'è un po' la scaramuccia, chiamiamola così in maniera eufemistica, all'interno della Lega tra i salviniani e i non salviniani. Quindi questo mette un po' in fibrillazione un po' tutte le cose, e quindi c'è un po' di confusione sotto il cielo, nonostante ci sia una granitica maggioranza che va avanti ancora a livello nazionale, a livello Certo. regionale, Senti, tra però i l'altro, a frutti proposito di stanno... Fratelli d'Italia, sì, a Sì? proposito di Fratelli d'Italia, domenica c'è stato il convegno in dell'area del centro del quartiere fieristico di Udine, no? Però la cosa sembra passata in sordina, nel senso che se non Mm. aprivamo i giornali o noi che ci arrivava qualche comunicato stampa, cioè, è come quando arriva l'ondata di piena, passata, poi non si sa più niente, no? Cioè un po' un congresso a porte chiuse in sostanza, ecco, in sostanza. Mm. Beh, ma insomma, io penso che sarà molto ehm, interessante capire come vanno le cose, perché le candidature alle europee determineranno tante cose. E per esempio sul fronte di Fratelli d'Italia si sa che c'è un pressing perché Ciriani si candidi, si sa che c'è un pressing anche per Rizzetto, si sa che c'è un pressing dalla parte della Lega anche per la Cisinte, eccetera. Cioè, nei nomi girano, insomma, non è che... E quindi, diciamo così, le personalità di punta dei vari partiti dovranno in qualche modo scendere in campo. E naturalmente
fare opzioni da una parte e dall'altra comportano anche destini personali diversi, insomma, perché tutti dicono servizio è servizio, ma prima servizio è proprio, quindi il problema lì c'è ed esiste. Poi c'è la questione a livello regionale delle varie leggi che vengono avanti e dei vari rapporti dal punto di vista economico. Ecco perché io battevo molto sulla questione di Confindustria Udine e di Confindustria Alto Adriatico, che dovrebbero trovare una soluzione ideale perché la regione ne ha bisogno, la regione ne ha bisogno. Certo. Ha bisogno di un punto di riferimento economico e si sa che quando noi l'abbiamo avuto la regione è andata sempre bene. Non è questione che l'economia porta a traino la politica, ma è questione che una economia, diciamo così, salda e chiara dà la possibilità alla politica di fare dei ragionamenti molto più lineari, molto più veloci e diciamo così anche più chiari, ecco, diciamo. Quindi questo preoccupa, è una stazione di stallo che preoccupa. Bene, io direi Enzo che possiamo chiudere qui l'appuntamento di questa settimana, diamo appuntamento, scusate il gioco di parole, alla prossima, venerdì 3 novembre per quanto riguarda Mixed, dunque vedremo nel giro di una settimana cosa sarà accaduto in Friuli, Venezia Giulia per quanto riguarda non solo la politica ma un po' l'attualità in generale. Grazie per avermi all'ascolto e vi diamo appuntamento alla prossima, dunque arrivederci. 31 ottobre al 5 novembre prossimi torna a Rivignano la antica Fiera dei Santi. 31 ottobre la Fiesta dal Friuli. 2 novembre Festival Mondiale della Canzone Funebre. 5 novembre Gran Finale. Per tutte e 6 le giornate le piazze e vie di Rivignano si trasformeranno con stand gastronomici con prodotti tipici del territorio a chilometro zero, mercatini e tanto divertimento. Non sbagliare, dal 31 ottobre al 5 novembre Fiera dei Santi Rivignano, il cuore pulsante dello Stella.